Roma, Palazzo Chigi, ieri sera. I festeggiamenti del Movimento 5 Stelle dopo il via libera al documento di economia e finanza, con la scelta di puntare sull'innalzamento del debito dello Stato fino al 2,4%. Un numero che per i cittadini significa più capacità di spesa pubblica, ma anche maggiore indebitamento con gli investitori che chiedono più interessi a fronte di un prestito definito di maggior rischio rispetto ad altri stati. Dopo gli anni di tagli e di inevitabile depressione economica, con quello che molti chiamano un azzardo, il governo scommette sul principio dei maggiori investimenti pubblici che generano lavoro e quindi capacità di spesa dei cittadini. Una scelta ribadita oggi dal sottosegretario al Ministero dell'Economia, il padovano Massimo Bitonci. Finalmente una manovra espansiva a favore dei cittadini, a favore delle imprese e anche che, devo dire, attraverso anche una parte del reddito di cittadinanza favorirà l'aumento dei consumi. Di sicuro le scelte fatte a debito puntano a rinvigorire la macchina produttiva, soprattutto della piccola impresa, vera colonna portante dell'economia veneta. Ci sarà questa flat tax per le imprese minori fino a 65.000 euro di volume d'affari, anche questa è un'agevolazione molto importante perché non c'è contabilità, non ci sarà l'IVA e quindi solamente la dichiarazione dei redditi e basta. E ancora la pace fiscale con tagli di interessi e more per chi ha contenziosi aperti. Infine provvedimenti sul reddito di cittadinanza e sulla reimodulazione della soglia pensionistica. Si sta lavorando su un'ipotesi 62-38 fissi e quindi non variabili. Oggi la risposta è in chiaro e scuro dei mercati. Il 15 ottobre è quella ufficiale da Bruxelles. Anche qui il governo non si presenta timoroso, anzi. Assolutamente, perché intanto ci sono alle porte le elezioni europee e sappiamo già che politicamente il prossimo anno i movimenti come la Lega, il 5 Stelle, ma anche altri movimenti europei avranno un successo elettorale direi molto importante.